in compagnia del maestro Tobia Ravan che adesso ci presenterà le sue opere qui per la mostra Esodi a Milano. Prima di tutto grazie per essere qui con noi su HTO. Grazie a voi di dare un po' di percorso storico a questa mostra. Allora, le sue sono delle opere davvero molto particolari, sono dei numeri. Diciamo che lavoro anche con i numeri dalla metà degli anni 90 perché ho trovato alcuni percorsi legati sia alla matematica che alla lingua ebraica attraverso la gematria che mi riportano a fare dei percorsi pittorici che però sottendono una logica che può essere linguistica o appunto matematica. Esodi, l'arte che è anche inclusione, che è anche integrazione, appunto parlando di immigrazione. Sicuramente l'arte aiuta, io ho visto tanti lavori di artisti che, che sono arrivati qui sia dal Nord Africa che dell'estremo oriente che completano il panorama locale, insomma. Cioè io penso che più c'è un mescolamento, c'è un métissage, più abbiamo. E poi comunque i tempi sono sempre stati così, non è che viviamo in un'epoca particolare, forse ci siamo dimenticati, ma siamo tutti frutto di viaggi ancestrali, storici. Verissimo, ma ogni tanto tendiamo a dimenticare il passato, invece è bello ricordarlo, con i suoi pro e i suoi contro. Diciamo che senza storia e senza memoria l'uomo ha una vita breve, insomma, per cui è bene ricordarci di chi siamo attraverso che cosa eravamo e chi erano i nostri nonni, i nostri bisnonni. Quante sono le opere che ha portato qui in mostra oggi? Sono una ventina con le grafiche, e diciamo che è una piccola parte della mia produzione. Io ho una mostra importante adesso in corso a Matera, per Matera 2019, con il polo scientifico curata da Pier Giorgio Di Freddi, che è visibile a Palazzo Acito fino alla fine di novembre. Bello, io sono di quelle parti, quindi mi si sono un po' così illuminati gli occhi. Lo so che è una domanda che non dovrei fare perché appunto sono tutti come se fossero tutti dei figli, ma una dei dipinti ai quali lei tiene in modo particolare di quelli che ha portato qui? C'è per esempio questo che è legato a Gerusalemme, è la parte più alta del quartiere ebraico antico di Gerusalemme e io l'ho fatta dal momento in cui all'ONU era stato votato con predominanza degli stati arabi che Gerusalemme non aveva a che fare col patrimonio culturale ebraico. Invece ho fatto notare che ogni pietra, ogni sasso ha una storia legata al percorso biblico, al percorso ebraico antico. Per cui ho dato proprio ad ogni pietra un valore, una logica e un percorso. E qui è sviluppato in questo senso. A cosa sta lavorando adesso, glielo posso chiedere? Sto lavorando a un lavoro su Venezia, io ogni tanto ho diciamo due momenti diversi nel mio percorso. Uno sono i boschi, come questo qui dietro, che per me è una specie di mantra riposante, un po' come quando lo psicanalista va dallo psicanalista. Devo fare ogni tot lavori, devo fare un bosco perché scarico e posso ripartire. E invece quelli che considero i cimenti sono i lavori più difficili, che ne faccio meno, perché poi mi assorbono e mi portano via tanto tempo, e sono i lavori più architettonici, grandi, e sto facendo un lavoro per un committente veneziano su Palazzo Widman Foscari a Cannareggio, che si riflette nell'acqua ed è sdoppiato. Siccome è uno, mi sembra il secondo palazzo più alto
a Venezia, sdoppiato diventa enorme, per cui è un lavoro piuttosto lungo. Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo. Ricordiamo ai nostri amici di HTO che la mostra è visibile dal 5 ottobre fino alla fine di ottobre qui a Milano. Appunto, poi c'è un'altra mostra del maestro a Matera che invece i nostri amici che sono magari più al sud potranno vedere meglio e visitarla, che è fino alla fine di novembre, e per il resto aspettiamo. Sì, ci sono anche 4 lavori esposti al piano italiano della NATO a Bruxelles. Diciamo che ho arredato l'ambasciata italiana alla NATO e quindi andremo presto a vedere. Opere in tutto il mondo. Sì, beh, sono abbastanza in giro. Sì. Grazie e complimenti. Grazie a voi.